La sofferenza di Radu, fratello di Christian, travolto e ucciso dalla piena del Natisone, è inconsolabile dal momento dell'ingresso della bara e durante tutto il momento di preghiera con cui la comunità romena in Friuli ha voluto dare l'ultimo saluto al connazionale. La cerimonia è stata officiata da 4 sacerdoti, tra cui il decano del Triveneto, padre Florin, che hanno provato a calmare con parole di fede il povero Radu, parole come queste. C'è un nesso tra la vicenda consumatasi tra le acque di un fiume in piena e la storia di un ragazzo che, pur potendosi salvare, ha preferito rimanere, anzi ritornare con le sue amiche e condividere con loro la speranza della salvezza. Questo gesto di amore non è esso stesso fonte di beatitudine. Gesù ci ha detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. C'era anche la famiglia di Patrizia Cormos, che la sofferenza dell'ultimo saluto l'ha vissuta qualche settimana prima di Radu. Mamma Michaela l'ha abbracciato più volte. Chi gli offriva una sedia, chi un sostegno, più volte gli hanno chiesto di sedersi, ma non ha mai mollato il fratello. È rimasto abbracciato alla bara fino alla fine, senza che nulla potesse consolarlo, provato dagli ultimi 28 giorni di sofferenza disumana, dalla piena del Natisone al ritrovamento del corpo di Christian. Gli siamo stati vicini, ci ha raccontato uno dei sacerdoti. In 28 giorni non è mai rimasto solo e non lo lasceremo. L'ultimo abbraccio di Patrizia, Bianca e Christian è diventato l'abbraccio della comunità romena. Tot timpul te-am ascultat, am fost lângă tine.